Buonasera a tutti. PCTV, siamo in collegamento con Peppe Ciccolini su Sinnico, di alta comunicazione di Hacker Saida e non potendo la hacker in gruppi, insomma, la siamo facendo a distanza tramite appunto un programma che permette di lo hacker. Ecco, Peppe, e te novità terbamo stanno pro Saida oggi? Ecco, Sì, Crasi. buonasera a tutti. Sì, buonasera a tutti e grazie Gallo Bustia che mi permette di comunicare velocemente chi Saida. No, intanto siamo andando superando insomma l'allerta ruggia, però andare verso un'allerta arancione dal punto di vista idrogeologico e idraulico. Quindi abbiamo la situazione di dover andare gradualmente in miglioramento, però siamo vedendo che comunque esce che ne provvede fino a oggi è tutto sorte di che hanno pariata insomma in tarda mattinata fino alla sauna chi i tarpiani non lo fatto invece poi a stichita pro tutto sorte di per cui so livello del sorrivo che poi entra sul canale stombato so dessa Saida e vino sul bacino residuo cioè su chi scarica Saida ma stessa entra sul canale è sempre costante chissà un massimo livello che ha raggiunto in Custardiese. Noi abbiamo monitorato andiamo in modo puntuale, la situazione è in questo momento assolutamente sotto controllo, i canali sono funzionando meta bene, però non deve attaccare a abbassare la guardia, per cui sono prorogata, Arbina a casa, tutto a disposizione se chi bini di Nasa oggi, e quindi divieto di sosta, camurnato, Sardia già interessata, Vina se scuola sono galuta in casa, Vina se magari Tramontano potete essere di Nartello per le prove, adesso tutto noi non possiamo arrivare a Bigiara sul Timona e tantomeno non dobbiamo dimenticare che bata diversi insegnanti che arrivano da Oras e bata Ida c'è una piccoletta sul problema di noi, per cui uno fatto di attenzione a tutto. E in plus sul piano di protezione civile nostro comunque si allerta arancione prevedi la possibilità di attuare salmatessi misure di allerta ruglia. Poi rispetto ad esempio a noi, l'amministrazione, decidere come attuare, io lo attuare d'accordo in tutto, insomma, in una linea prudenziale che insomma è una idea della nostra non va più dell'autorannario da chi deve prestare massima attenzione. Non abbiamo usato particolare se dannos o disagio o problema de segnalazione. In ultimo è stata segnalata l'acreditazione in via Brescia a Caracara a Croce Azzurra, ma ha fatto un tam tam di messaggio in Araiana chissà via chi sta fundando noi in cui abbiamo una situazione di testo in generale, no? Sul canale di via Brescia comunque in via prudenziale visto che a Bescolato abbiamo optato per una restrizione di carreggiata la SAN è solo la carreggiata centrale per poi arreare chi termina questa temporata e poter ispezionare chi pusa attenzione per verificare se va qualche problema diverso da su chi noi pensiamo che vi possa essere, quindi in via precauzionale che è aumentare chi in via Brescia non può colare sormezzo superiore ai 35 quintali, quindi camion non ve ne potete colare, a maggior ragione come chi questa restrizione, che è aumentare che è una cosa che è sanzionata, da dove rilevata, e quindi insomma prima di ponere insomma, in difficoltà le persone, se evitiamo di utilizzare già via Brescia prosso Scagnos. Noi abbiamo autorizzazione in deroga che non sono a che ne travaglio, no? Si deve colare in cue pro volta, che non va pattonata la via alternativa, però non è la regola è che non si deve colare questo scambio. Un'altra situazione particolare se ha funzionato bene sul canale Sabaluchente, che quindi non ha trascinato materiale, ma Zappa però di corrente metta, ecco, non pacca, e gas matessi usate lo canale almeno per che possiamo vedere fino a come. Abbiamo usato un piccolo episodio di Franoso in via San Tommaso verso Sabaluchente, però in cui è toccata sottolineare che su chi si deve Branattu è appunto la parte che è esterna a sa carreggiata, che invece proprio in questo punto siamo giù in Piazza Dome Brunello da Sarappiu e Lussietio, in cui sono state realizzate i micropali, quindi su cammino est manteso da questa
infrastruttura che è stata data proprio anno passato. Ecco, pro narrare chi che ne consapevole che non abbiamo risolto assolutamente tutto il problema, però grazie a sul ponte Murmusa potremo arrivare in sicurezza a tutta questa zona che ne colare i su guardia sapischine sceliche chi appunto hanno stancato i skin chi non veniva bene poi io a picolare chi in cuore e sotto questa zona di questo cammino sono quasi tutti incimentato per cui permette di arrivare a un'ala e a Satera che ne colare e provorta i su guardia chi abbiamo usato tu meta de manco trascinamento del materiale fino da zona chi prima non arriva io dai Lampione dai via Brescia da tanta zona in dove sono stato dai via c'è zona si giudice di pace ha funzionato metà bene che è stato appena fatto sul travaglio e pulito sul canale in tutto il cammino che ranne a Babumannu insomma tutte zone a chi non si presenta sempre una serie di problemi a prescindere da questa emergenza ecco solo gli interventi che non ho fatto sono cominciati a funzionare Bambu Gallo però metà cammino hacker. E questa cosa di via Brescia me l'hanno segnalata pure a me, ma se non, insomma, che non è un problema meta mano, insomma, ecco, vi potete appitu un trascinamento di Michele, di materiale, magari vi potete rapido. Allora, non sono anni che non è un problema matamando, namo che in questo momento è un pacchetto difficile da comprendere, è un problema che succede tutto sul cammino. Il tema successo in cui si alluvione assolutamente vinti, quando sul canale tombato è entrato in pressione, già boveta di sopra di sul canale è stata letteralmente sollevata, ok? Adesso passaggio è sabato e si è stata sollevata e tra la boveta sul muro laterale zicata zaccato trunco de unnoso piantasa ok chi poi dopo quando la pressione del suo canale è sterminata sa boveta è sta appoggiata non prusa sul due muro stibini ma hai questo strunco chi però non è venuto bene a che tirare quindi in cui è batta un costante assestamento di questa boveta casunno piano piano si sorbete cedete e magari trascinato dai carte cose e quindi noi abbiamo questo assestamento come si è solo questo non è un problema ma non lo possiamo gestire in questo momento probabilmente abbiamo cercato il problema che abbiamo un avvallamento fino a un pacchetto di fora adesso confine del suo canale e quindi si tratta da come sul tempo si assesta magari intanto di vedere questa cosa che su rilievo preciso per vedere esattamente dove è sul canale e quindi in cui comprendiamo dei prusi si può essere un assestamento di questa bovetta oppure si batta a caricato il problema non si dimenticare una spiga Brescia abbiamo già impianto de fognario de abba raccolta acque bianche e quindi vi potete scaricato il problema non si spassa chi la soluzione più sicura si accusa di esportare verso il centro carreggiata sul traffico che è escluso che è dimostrando di manco elemento di cedimento Questa parte del suo questo stroncheggio è esatto pure io lei ha posto ma è difficile che va a tessita di abba dai que può anche strascinamento del materiale che anche stinarto la bove testa 2,20 m 2,30 m circa. No, ma non tanto il problema non è tanto se cita del sabato, il problema è che questa boveta, il suo peso della macchina, del sormezzo, eccetera, tende a abbassare come questo strunco scuro su meditate, su sabba, chi bestintrata, eccetera, sono tutti elementi che comunque hanno all'orrene sempre più fragile e quindi a causare l'abbassamento. Non è la prima via, tutto questo tratto di via Brescia, se vuoi va baitate, scanno con questa macchina per una via intendiamo su osso, ma non è un difetto asfalto, è chi serve verificando questo fenomeno. Però, insomma, cerchiamo di stare attenti. Gimbicolata, certo, siamo andati in un canale su cale, la protezione civile, e ti interviene da chi non, a parte il lavoro che abbiamo fatto i tuoi tecnici, solamente tre, però principalmente in altro spunto, ma in questo punto in cui questo intervento della protezione civile ha fatto il suo intervento di messa in sicurezza e ha provato del carico. Quindi questo canale è già verificato in termini di provare del carico. Questa prova del carico hanno già trovato un risultato che tocca devicolare chi in 30 km quintales, non chi in 100 o chi in 100 chi in banta. Ecco, questo è il principio. Bene, quindi l'ordinanza ha nato prorogata fino su 21, insomma, po' crasa, uguale che
e a prescrizione. Esatto, naturalmente Crasa, contamos su Crasa di eliminare la prescrizione legata a divieti di sosta, eccetera, mentre sicuramente hanno a prorogare i cus adesso guardos in campagna, di tempo a narrare, a insistere di evitare di ponere in pericolo il canne di hacker, insomma, decolare dove non si può. Ecco, è importante lasciare che si livello sabas a bassa e poi sul tempo non sa tornare che non potremo stare a bere le pischine seliche e cuore. Da casa tancamo fino su Lombardo, chi è sembra un passaggio in cui è un pacco pericoloso, c'è un pacco, chi non tocca debicolare, non un pacco pericoloso. Essere manco trafficato, in questo senso che è un pacco pericoloso, però tocca ad evitare debicolare. Te prevede la protezione civile, chi termine te chi in casa questa perturbazione? Sì, diciamo che la tendenza è che chi da Tramontano si incannete di tutto, per poi tornare chi in pioggia però minima, ecco. Però per stanotte si prevede che prova a Gallo. Bata Locos che sono veramente in difficoltà, devo dare queste informazioni non solo per dare la solidarietà a Sossinico e a sua amministrazione che in questo momento sono Galu vivenne in situazione di tensione vera, mi riferisco in particolare a Bassa Baronia, Gartelli prima di tutto, ma viene a per Arviglia, e Alta Baronia pure, ma de manco, ma viene a consistare di evitare crasi spostamento verso questa zona, tanto meno stanotte, quindi evitare Alta Baronia e Bassa Baronia sicuramente, ecco. Mentre non sono rilevate situazioni di difficoltà degli abiti solo tranne più solito allagamento e fonte chi non si riesce a eliminare vabbè ne a occupare di questo pure la prossima ardiese però comprende come si può pacchere che puntualmente sono due fonti che hanno pro e te in allagato in un modo pericoloso però sta attente. Ecco, il di Manaldea che se intanto schizzi assistine a questa trasmissione, la sel di Manaldea che l'alvedimo noi sino che as iscritte le basta su un spazio a destra e come potete iscriversi al di Manasa basta solo un coro che è stato mannato da uno che sta ascoltando ma però di Manasa non pinnata mancuna insomma si alza il di Manaldea che era su Sinnicu questi sono momenti insomma prima di terminare insomma pare che non va a patà nessuna domanda quindi da chi mi stancamo da voi usate la scuola di narrare Sì, Bustiana, che per approfittare solo per ringraziare intanto l'ufficio del suo comune che è stato che ha sempre puntualissimo, in particolare l'ufficio tecnico e l'ufficio servizi sociali che ha fatto un lavoro in gestione di un'allerta che non si dette che è escluso da clamare una per una tutte le persone che possono essere in condizione di fragilità e chi si attappano in zona un po' a rischio, quindi abbiamo fatto una scartiavazione preventiva però evitare di spesso il manna chi intanto già succona si può porre in condizione di pericolo. Poi naturalmente l'amministrazione, il vice sindaco che con delega alla protezione civile, Peppe, ci appunto sempre monitorando la situazione in vita e in campo, poi dall'associazione di protezione civile Barrattello, sposta allerta e viene sposta disponibilità che poi grazie non va capito bisogno dello allertar dello insomma che deve proprio operare mentre gai però insomma la disponibilità per tante persone è andata sempre ringraziata e apprezzata e binasa tanti no che abbiamo in visti quindi potevo fare il nome e cognome Vinar Giulio Vitalis e Kirko Villa chi insomma tutta esabba a di a una serie di notte in una disponibilità veramente unica che hanno tolto il suo lavoro, sia chiaro, nos hanno aiutato a tankare tutto il loco, e sono sempre operanne che poi questi che larghetta sono transcendere perché la si spostata e quindi devono stare sempre un patto fatto e le forze dell'ordine pure quindi sempre presenti
e poi vinasa los organos ufficiali e ufficiosi di stampa, l'ufficio stampa nostro e BTTV che nos hanno permesso di informare costantemente la popolazione. È un aspetto non secondario della gestione di un'emergenza, anzi, forse lo punto trasprimoso proprio questo di resistere a interagire e informare le persone. Spero di non aver dimenticato niente, se la poato, mi scuso già. Da Como e poi Zaida che è dimostrando sempre di più una maturità rispetto a questa cosa. Io mi ammento anno packet se tancaiamo una scuola vai a polemica, se non la tancaiamo ne a due, se la tancaiamo una dia non è a bene, e cioè, come invece basta può tornare un'accettazione serena di essere a disposizione spieni data, casi comprendete che non sono date a sentimento, ma sono date a applicarne modello di gestione che non deve porre sempre escluso in condizione di attenzione. Ha notato che Vinasa una raccomandazione che è già preso Vinasa un pacchetto portata, no, del divieto di sosta eccetera, è stata veramente rispettata e quindi basta una consapevolezza può tornare nuova chi ha che piacere carenne che è tutto più facile veramente, quindi veramente credo che la si sia proiettarne verso un futuro da questo punto di vista di un buon esempio di Sichide sia in vita lo che è un'area che è in campo. Io mi ammento prima poniamo una barriera e non che la tiraiana, poniamo due stransennas e ne hanno puntualmente spostata come in campagna che risulta también non si stati spostati nuda e tutto hanno assistito in modo veramente puntuale su che deve essere fatto. Penso che questa cosa della collaborazione da parte Saida sia diventata una cultura di Saida, sia diventata e che è una maturità che abbiamo acquisito, insomma, questo viene già so associato del Sol Barrazzello, so, tante cose non hanno fatto, tante solo non hanno vigilato, hanno tancato, e poi la protezione civile che è il vestita pure che su megafono a avvisare esattamente, la macchina a giro per vedere se tutto è a posto, se sbagliata macchina che potevano essere dei impedimenti e così via, insomma, veramente su poi questo abbiamo già fatto una maturazione non da poco conto, insomma, è giusto a ne dare merito a tutto quanto Saida che ha su merito bestia. Benissimo, benissimo. Dai, come parliamo su piccole stanotte, che ripeto è prevista Galuaba e poi per andare spero pro classe in un miglioramento decisivo. Va bene? Per qualsiasi cosa siamo a disposizione naturalmente. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ascoltando e lo poi la vedere dopo in differita, che resta stata in Facebook, ma questa trasmissione è pure in YouTube. Cioè abbiamo fatto un collegamento in diretta sia per Facebook sia per YouTube e quindi resta tabina come in Facebook dopo 30 giorni spariti, ma in YouTube resta per sempre. A me sul vedere, BCTV, vi saluta a Peppe. Adios a tutto canto. Grazie.